Eccoci qua, anzi eccoci mica troppo, perché per il momento sono da solo. Buongiorno a tutti le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Tra poco dovrebbe essere con noi, perché come tutti i mercoledì è con noi Carlo Cambi per un'altra puntata degli Scorretti. Per il momento però Carlo Cambi non c'è, non ho capito per quale motivo non riusciamo a raggiungerlo, anche con il vecchissimo, straordinario, meraviglioso telefono, ma tra poco riusciremo a farlo. Intanto io do un'occhiatella così veloce. Bella questa parola libertà, radio libertà, ogni volta che io ci penso godo, perché la libertà è una roba meravigliosa. Chiuso l'inciso, ma comunque al di là di questo, prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani con l'italiano Antonio Filosa, nuovo amministratore delegato di Stellantis. Assumerà la carica dal 23 giugno. Ammetto di non sapere neanche lontanamente chi sia costui, se non credo un manager interno alla Fiat, oltre 25 anni di attività nel settore auto, non so se interno o esterno alla Fiat, comunque John Elkann continuerà a essere il presidente esecutivo. Intanto mi dice la regia, e di ciò io gioisco al massimo grado, che siamo in collegamento con Carlo Cambi, che vedo tra l'altro, e il fatto di Sì, vederlo mi rende felice. Carlo, buongiorno. buongiorno, e stavo a fare il vaccino. Stavi a fare un vaccino pure tu, poi vengo anch'io però, vengo anch'io perché io sono fieramente vaccinista, non so se si era capito, quindi tra poco ci vediamo insieme. Vabbè. Del resto, praticamente io so che la persona di cui si è parlato prima, la conosci anche tu, scrive sulla Verità da tanto tempo, no? E a me mi stimola una persona così, però questo è un discorso mio, non importa. Noi parliamo d'altro. Parliamo d'al- Parliamo d'altro perché libertà è una bellissima parola, stavo dicendo prima, e questa rubrica tiene fede a questa bellissima parola, per fortuna, finché ci sei te, perché quando non ci sarai più tu per mille motivi non vorrai più fare questa trasmissione verrà cancellata proprio completamente, nessun surrogato può reggere il confronto. Intanto Carlo, Sì, bando alle ciance, come dicevano gli antichi imbonitori, e andiamo al dunque. Andiamo al dunque di che? Perché oggi di che cosa parliamo? Di cosa vuoi parlare? Tu hai fatto oggi un bel pezzo sulla Verità, sottolineando, io direi per l'ennesima volta, una questione, che questa Europa è Germania sostanzialmente, ma è una roba vecchia. Ormai questa identificazione tra Unione Europea e Germania dai. sa di muffa, no? È decrepita, o no? L'Europa sa di muffa, però ci sono delle cose molto preoccupanti. Stamattina nella mia rassegna stampa l'ho messo insieme e ve lo vorrei comunicare perché c'è una signora von der Leyen che dice che sono abominevoli le cose che fa Netanyahu. C'è il signor Merz, che è il cancelliere ancorché azzoppato tedesco, che dice che Berlino vuole guidare l'Unione Europea anche in forza del ReArm, e c'è all'interno della stessa Germania una parte non secondaria della Baviera, soprattutto della CDU, che non è d'accordo su questa volontà egemone della Germania, preoccupati soprattutto per i conti. Ora però c'è da fare i conti su questa nuova Germania, che in realtà purtroppo ricorda con toni vagamente antisemiti della signora von der Leyen, con questa postura belligerante di Merz e con questo gonfiare il petto dei tedeschi che non accettano l'idea di essere in declino economico, ma lo sono in declino economico, qualcosa di vagamente sinistro. Io non so perché nessuno si preoccupi del fatto che il DNA dei popoli alla fine riemerge sempre. E stamattina, mentre facevo la rassegna stampa e mettevo in fila i titoli, mi tornava in mente la battuta di Andreotti: voglio così bene la Germania che ne preferisco due. Ecco, mi domando se questa Europa, che è sempre stata a trazione tedesca, grazie a Prodi, grazie a Draghi, grazie a tutti coloro i quali pensavano che il modello democristiano incarnato dalla CDU
fosse il migliore dei mondi possibili, abbia un futuro o no, anche perché se la risposta che l'Europa intende dare alla disgregazione della globalizzazione è quella che si sente da Berlino, è una risposta perdente. Ho letto, per esempio, che la Lagarde sta sostenendo che l'euro è in grado di sostituire il dollaro come moneta di riferimento alle transazioni internazionali. È una follia, perché basta fare due conti. L'euro oggi determina qualcosa meno del 7% degli scambi mondiali, è denominato in euro. In dollari è denominato l'88% del commercio mondiale. In più, l'America da anni ha il Bitcoin e un'altra serie di monete elettroniche che stanno facilitando in maniera esagerata le transazioni online e gli investimenti immateriali, e l'Europa non ha ancora l'euro digitale. Quindi c'è questo revanchismo europeo molto teutonico che a me fa veramente un po' paura, e mi chiedo se il governo italiano, con Giorgia Meloni, che pure fa egregiamente il suo compito di rappresentazione degli interessi italiani in sede europea, abbia profonda contezza di questo. Quando sento Crosetto che si allinea un po' troppo alle linee guida della difesa europea, quando vedo che c'è questo tentativo, come dire, di diventare antagonisti degli americani dentro la NATO e non di diventare partner più affidabili per gli americani dentro la NATO, quando vedo che Erdogan si piglia delle iniziative che vengono salutate dall'Europa in maniera simpatica, in funzione anti-NATO, insomma, non sto tranquillissimo. Io non so come la pensi tu, ma il clima di questa, come dire, accennata protervia tedesca e rinnovata protervia tedesca mi inquieta un po'. Ecco, quale sarebbe la risposta tedesca alla globalizzazione a cui accennavi prima? Più in dettaglio, Carlo. La risposta che i tedeschi vogliono dare è quella che hanno dato fino adesso, e cioè controllo un'area commerciale di particolare significato. Qual è il mercato comune europeo? Bene o male siamo sempre 380 milioni di consumatori, alto spendenti, e se guardi la media del resto del mondo, produco in Cina, o meglio vado a produrre nel sud del mondo e lucro sulla mia capacità finanziaria. Questo è lo schema che si sta dando l'Europa. Non ha capito una cosa fondamentale, che per quanto sia delirante l'atteggiamento che Trump ha complessivamente sull'economia, è un atteggiamento di ricostituzione della potenza industriale americana. Guarda che ci aveva già lavorato Biden prima di Trump, e Trump ci aveva lavorato nel primo mandato. Con l'America First è qualcosa che non appartiene a democratici o repubblicani, appartiene all'archiviazione della stagione effimera portata avanti da Clinton e poi proseguita da Obama, dell'idea che i cinesi se ne stessero buoni a fare gli operai del mondo. Ma è un'idea che è tramontata, è un'idea che tutti gli economisti americani hanno ampiamente archiviato, e rischiamo di trovarci, come dire, privi di quegli strumenti di tecnologia, di produzione, di protagonismo economico che invece sono stati per alcuni secoli la forza d'urto, se non dell'Europa intesa come UE, dell'area geografica europea. E vedi, anche lì questa idea di ripigliare i contatti con Starmer, negando che la Brexit non è stata per i britannici un fallimento, ma è stata un vantaggio, ti dà ancora di più la dimostrazione di come l'UE, per UE intendo la struttura eurocratica e burocratica europea, si immagini una potenza nel mondo, quando in realtà è una debolezza nel mondo. E
avviare questa riflessione è drammatico. La Germania, che continua a dirsi grande economia, non ha capito che l'India di Modi l'ha già ampiamente sorpassata, non ha capito che il Giappone, che pure ha tutti i problemi dell'invecchiamento, il debito alto, eccetera, eccetera, è un'economia che resiste, non ha capito che dal G7 la Germania rischia di uscire, così come uscirà l'Italia, così come uscirà la Francia. Non hanno capito che c'è una nuova geografia di produzione di ricchezza, che non vuol dire che gli abitanti di quei paesi stanno meglio di noi, ma vuol dire che quei paesi hanno una capacità di produzione di ricchezza molto superiore a quella dell'Europa. Allora la domanda è: possiamo continuare a ritenere che chi ha portato l'Europa alla minorità possa continuare a governarla? Questo è il tema. Sì, infatti. Però Carlo, mi vien da dire, in questo scenario qui ci sono gli Stati Uniti che sono uno Stato, appunto, unito, sono Stati Uniti. C'è È la una C federa è una è una federazione. federazione di stati. Ti Eh, faccio notare, scusa, sì, faccio sì, solo sì. che la Pennsylvania, che è lo stato che è dei 50 stati americani il più povero, ha oggi un PIL superiore a quello della Germania. Tanto Okay? per capirci. Cioè, Ecco, uno dei 50 stati americani, il più povero, ha un PIL superiore a quello della Germania, e la Germania pretende di essere la leader dell'Europa. ecco, detto questo, la Pennsylvania fa parte di una federazione di Assolutamente. stati, no, quindi ma c'è uno stato unità appunto, Sì. Stati Uniti. La Dove c'è Cina lo la Cina non ne parliamo, l'India pure. In questo contesto qua, come fai a immaginare che una Unione Europea possa avere lo stesso peso di questi colossi? Perché non è uno Stato unito, sono stati disuniti. ma infatti Uniti solo parzialmente, ma neanche ipotizzabile che vengano uniti seriamente in una struttura politico-istituzionale. tutti gli stati che Allora tu tu stai. cosa puoi fare, Carlo? Puoi dire, finalizziamo, per esempio, mi viene da dire, nella gestione, che ne so, delle terre rare, dell'intelligenza artificiale, del futuro. Cosa fai? Ognuno va per la sua strada? Moltiplichiamo le spese? La difesa è un altro settore importante. Ognuno, diciamo, moltiplica le spese, ogni Stato fa le sue spese e il risultato finale non sarà mai quello di uno Stato unitario forte di India, Cina, Stati Uniti. Ognuno va per la sua strada? Oppure poi è possibile su determinate questioni essenziali che riguardano il futuro, la nostra economia, unire gli sforzi in una chiave europea, senza che nessuno pretenda di comandare sugli altri, ma facendo un qualcosa di competitivo a livello globale. Questa qui è un'utopia in mancanza di uno No, Stato o è no, una cosa fattibile? no, non è un'utopia, ma nella misura in cui tu hai due strade. O scegli l'idea della confederazione degli stati, cioè lasci che ogni stato sia sovrano, ma metti Ecco in Carlo, comune ti interrompo perché sulle due strade ci torniamo tra poco, visto che sono le 10 e dobbiamo fare la piccola pausa. vai. Allora, le strade sono due, o la Confederazione o poi vediamo un po' cos'è il succo del tuo ragionamento. Tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, rieccoci in onda con Carlo Cambi. Allora, due strade, dicevi tu, per diventare un minimo efficaci da O parte fai, dell'Unione Europea. o fai una Mm. confederazione, cioè come posso dire, il mantenimento della sovranità di tutti gli stati, che però si uniscono, per esempio, per ragioni appunto di ricerca scientifica, si uniscono per ragioni di istruzione, si uniscono per ragioni di diplomazia, di difesa, mettendo in comune le risorse, ma poi rimangono responsabili ognuno delle proprie politiche.
Oppure fai il totale salto di qualità e fai gli Stati Uniti d'Europa. Se fai gli Stati Uniti d'Europa, ti sono necessari 4 passaggi che la Germania non vuole assolutamente attivare. I 4 passaggi sono l'elezione diretta del vertice europeo, come si fa con Trump, cioè ci vuole un Trump europeo, ok? Solo che i tedeschi sono meno di 80 milioni su 370 milioni e quindi non è detto che il Trump europeo sia tedesco. Seconda cosa, ci vuole una Costituzione europea e quindi ci vuole una scatola di valori nei quali tutti i paesi si riconoscono. Allora tu prova a mettere insieme l'idea che ha oggi Orban, e su questo magari poi ci torniamo un attimo, della famiglia, della sessualità, o l'idea che hanno i polacchi, perché poi non è che i polacchi sono molto distanti da quello che pensano gli ungheresi, con quello che pensano gli spagnoli alla Sanchez. Poi ci vuole una terza cosa, una fiscalità comune, il che significa che devi pigliare i debiti di tutti, li metti tutti insieme, quindi azzeri i debiti degli singoli stati, trasformi i titoli di debito di ogni singoli stati in titoli di debito europeo e figurati se i tedeschi, micragnosi come sono, percorrono questa strada. Quarta e ultima cosa, devi trovare il modo di avere una lingua comune. E la cosa che io mi sono sempre, come dire, piccato di dire è che noi utilizziamo come lingua comune europea la lingua di un paese che sta fuori dell'Europa, cioè l'inglese. Voglio far fare ai nostri amici e alle nostre amiche, che saluto con fraterno affetto, un esperimento. Frugatevi nel portafoglio e prendete una banconota dell'euro. Fallo anche tu. Sì, ce l'ho di là, non posso farlo adesso. Mi dite che cosa c'è scritto sulla banconota dell'euro? È emessa da chi? Da quale autorità statale? Le banconote sono assegni al portatore, garantiti dagli stati. Non a caso una definizione di moneta è anche divisa. Perché è detta anche divisa la moneta? Lo sai te? No. Perché la moneta si ritiene sia, esattamente come l'azione della società, una frazione della ricchezza nazionale. E quindi si chiama divisa perché è la divisione della ricchezza nazionale. Domanda. L'euro è la divisa di quale Stato? Già. Ed è un assegno al portatore firmato da chi? Dal governatore della banca centrale. No. Lo sapete che no, perché quella banca centrale lì non è una banca che dipende dagli stati, ma è una banca privata. Indipendente. Quindi tu hai in tasca un foglietto che la BCE può domani mattina decidere di non riconoscere. Vale niente, insomma. Vale niente. Come si fa a dire che una moneta sì costruita può diventare un elemento di riferimento mondiale? Come si fa? Guarda che quella moneta sta in piedi perché i cittadini che la accettano hanno deciso che la accettano, ma se i cittadini decidessero di non accettarla, quella moneta non starebbe in piedi. Tant'è vero che la Germania, sempre per tornare lì, è l'unico paese aderente all'euro che ha mantenuto la doppia circolazione, e se tu vai nei 5 land dell'ex DDR non ti accettano il pagamento in euro, vogliono il pagamento in marchi, perché in Germania il Deutschmark è ancora a circolazione garantita nel rapporto 1-1 con l'euro. Da noi invece se ti trovi le lire nel baule non le cambi più. Non le cambi più, le butti via. Ecco, questo secondo me è sufficiente per spiegare come l'Europa sia sostanzialmente una finzione. Ecco, che appunto. Però incide pesantissimamente sulla vita di ognuno di noi. Ma come se ne esce, Carlo? Perché siamo sempre lì poi alla fine, no? Come ne usciamo?
E poi tra l'altro è ipotizzabile, perché qualcuno dice beh, noi non possiamo più uscirne, dobbiamo solo rafforzarla questa roba qua nella direzione magari che dicevi tu prima, perché altrimenti non ce la facciamo a reggere la competizione mondiale. È così secondo te? Non è un tema di competizione mondiale, il tema è che se tu oggi volessi uscire dall'Europa, Ti costa troppo. dovessi ridenominare il tuo debito in lire, ok? Il che determinerebbe una svalutazione della moneta talmente forte che fai fatica a campare, ok? Ma guarda che c'era un'idea che aveva girato e che non è affatto sbagliata e l'aveva portata avanti Claudio Borghi Aquilini, ma che non è solo di Claudio Borghi Aquilini, è un'idea che aveva in parte Paolo Savona, che ha sicuramente Bagnai, che ha una scuola economica che guarda all'economia in termini filosofici, non in termini di semplici algoritmi, ed è l'idea dei mini bond o dei mini bot, chiamali come ti pare. Sì. Che cosa servivano i mini bot? Di fatto era una certificazione di debito parallela all'euro, con la quale si finanziavano dentro il mercato interno nazionale una serie di cose, no? di lavori, di opere pubbliche. Beh, il mini bot, se te la ricordi, te sei giovane, forse non te lo ricordi, no? Ti ricordi che ci fu a un certo punto in Italia la crisi degli spiccioli, non si davano più le monete, no? Sì. E vengono fatti gli assegnini. Gli assegnini, sì. No, allora, io non me lo ricordo, però mi ricordo quando accadde, cioè ho letto quando accadde. Gli assegnini sono la dimostrazione palmare di che cos'è l'euro. Cioè io posso fare dei pezzi di carta dove scrivo Carlo Cambi è figo, se la gente li piglia in pagamento e c'è una moneta. Quindi l'idea che aveva avuto Savona, per il quale poi Mattarella non lo fa diventare ministro dell'economia, della moneta a doppia circolazione, cioè l'euro per le transazioni internazionali e la lira o comunque un'altra roba per il mercato interno, avrebbe avuto senso e probabilmente avrebbe anche in qualche misura alleviato questa preoccupazione che ormai per gli italiani è fondatissima del non avere sufficienti soldi per avere un livello di vita decente. Ma tutto questo però imporrebbe o renderebbe necessario una radicale contestazione dell'Europa per così come è messa. E mi par di capire che quest'idea, che prima stava tanto a cuore al centrodestra, sia stata in qualche modo accantonata, perché Giorgia Meloni ha assunto la postura di mediazione dell'Europa e probabilmente lei pensa, credo che questo sia il suo progetto e francamente dovremmo fare tutto il tifo perché questo progetto prendesse corpo e sostanza, di diventare alternativa alla Germania, cioè di costituire una sorta di federazione dell'Europa B, che però diventa poi politicamente e anche economicamente più pesante della Germania. La Germania lo sa perfettamente, tant'è vero che utilizzando la signora von der Leyen, che è in corrispondenza di amorosi sensi con una serie infinita di persone, ivi compreso Burla dei vaccini, di ingessare l'Europa. Cioè quello che io scrivo stamani sull'energia, ma che ho scritto ieri sull'agricoltura, ma che ognuno di noi ha scritto 1000 volte sulla Europa a doppia velocità quando si tratta della Germania e quando si tratta degli altri, in termini di regolamenti, non soltanto in termini di dimensioni economiche, è il tema centrale. Bisogna trovare il modo di riequilibrare l'Europa oppure di costruire un'altra Europa, e credo che sia quello a cui sta lavorando Giorgia Meloni. Ma è un'impresa titanica, è complicata perché la Meloni fa parte nell'immaginario europeo dei governi reietti, fa parte dei governi di destra. Allora, finché in Francia c'è uno come Macron che, nonostante sia presa a schiaffi da Brigitta, l'amante respinta di Paperon de Paperoni, finché ci sono i movimenti LGBT+ che condizionano col woke il mainstream, faremo fatica a costruire questa cosa, a meno che non succeda ciò che a me sembra possa succedere, e cioè che le destre o comunque gli anti-europei, per così come l'Europa è stata
concepita prendano il potere nei singoli paesi. Altrimenti non c'è un modo per uscirne, perché uscirne significa pagare prezzi alla tecnocrazia e all'eurocrazia che ci governa insostenibili per un paese. Faccio notare che per anni ci hanno raccontato che non si poteva resistere in un mondo globalizzato da soli. Domanda: e il Giappone, che rimane la quarta economia mondiale e non scivola nel G7? E la Svizzera, tanto per dirne due, di dimensioni completamente diverse? E tutta quella serie di paesi tipo il Vietnam, la Corea, che stanno scalando le classifiche di produzione del mondo, che non hanno né il dollaro né lo yuan, che non sono aggregati a nulla, ma che contano sulla loro solidità produttiva, che perché non si federano per resistere allo scontro globale? Perché sanno perfettamente che la globalizzazione è morta e che quello che si deve fare sono gli accordi commerciali one to one o B2B, come preferisci, per creare delle aree omogenee di scambio, ma senza intaccare né i processi produttivi, né le programmazioni economiche, né le gestioni statali dei singoli paesi. Chiaro, poi vediamo un po' cosa ne pensano anche coloro che ci stanno seguendo. Intanto però chiedo alla regia, apriamo una piccola finestra e mandiamo in onda un passaggio velocissimo di quello che sta accadendo alla Camera dei Deputati stamattina, l'informativa del ministro Tajani su Gaza. Fatelo per noi stessi, perché Gaza ci riguarda. Gaza non è solo l'attacco definitivo alla Palestina. Gaza è l'attacco ai pilastri della nostra civiltà, dell'umanità. Lei parla degli USA, ma Donald Trump ha offerto copertura diplomatica e politica al piano di Netanyahu. Quando parla di deportazione di Netanyahu lo chiama piano Trump. È mancata l'Europa, ministro. Noi l'abbiamo detto per primi, con l'insopportabile doppia morale ai vertici delle istituzioni europee, che non hanno saputo pronunciare le stesse parole pronunciate per l'Ucraina quando a Gaza avvenivano gli stessi crimini di guerra. Era giusto un inserto, un lacerto. Giuseppe Provenzano, Partito Democratico, che è intervenuto dopo il ministro Tajani. Il ministro Tajani però, come riporta in questo momento in apertura l'agenzia ANSA, ha detto che i morti innocenti di Gaza indignano e che Israele si deve fermare. La popolazione della striscia sta pagando da troppo tempo un prezzo altissimo. Pagano, come ha sottolineato Papa Leone XIV, i bambini, gli anziani e le persone malate. Questi morti innocenti feriscono i nostri valori, ha detto il ministro Tajani. La legittima reazione del governo israeliano a un terribile e insensato atto terroristico sta assumendo forme assolutamente drammatiche e inaccettabili. I bombardamenti devono finire, l'assistenza umanitaria deve riprendere al più presto, il rispetto del diritto internazionale umanitario deve essere ripristinato. Carlo, a caldo. Che ti devo dire? Tajani, insomma, Provenzano, Tajani, non mi pare che ci sia questa gran differenza, più o meno. No, ma è una follia, è una follia. Allora io faccio una domanda: mi trovate un paese arabo, uno, in cui c'è una manifestazione pro Gaza? Trovatemelo. Perché c'è una verità che nessuno ha il coraggio di dire. Gaza è ostaggio di Hamas, non di Israele. E la pace in Palestina tu la trovi soltanto quando hai eradicato Hamas fino all'ultima cellula. Il problema qual è? È che la popolazione palestinese è in parte ostaggio di Hamas e in parte complice di Hamas. Allora, invece di fare tanti programmi sull'umanità, l'8 ottobre, non oggi, l'8 ottobre 2023, l'Occidente avrebbe dovuto andare in Palestina e fare ciò che sta facendo
Israele, ma non con il livore israeliano, ma pigliando i terroristi Hamas, impacchettandoli, condannandoli tutti e liberando la Palestina da quel cancro. Perché i paesi arabi, Dubai, Doha, Oman, Kuwait, non si mischiano? Perché sanno perfettamente che se Netanyahu gli risolve la pratica di Hamas, cioè del terrorismo islamico, loro hanno la porta spianata dei rapporti commerciali con l'Occidente. E allora, invece di fare tanti schizzinosi sui bombardamenti di Netanyahu, perché l'Europa o l'Occidente non si armano, vanno là e pigliano i terroristi, li ingabbiano e li portano via? Faccio una domanda: ma quando Churchill con le truppe alleate ha bombardato i civili in Italia per cacciare i nazisti, era un criminale di guerra o era uno che stava liberando un paese da una presenza criminale? E perché nessuno fa il paragone fra gli FD israeliano e le forze di liberazione alleate in Italia contro i criminali nazisti? Carlo, allora è ora di aprire le linee, poi però parliamo anche di amministrative prima di chiudere. No, guarda, io sono perfettamente d'accordo con te. Io semplicemente mi metto nei panni di un cittadino di Israele che ha subito quello che ha subito, non solo il 7 ottobre, ma da quando è nato lo Stato, e mi viene tutto più lineare, mi viene tutto più logico. E noi stiamo difendendo quelli che hanno detto la Palestina dal fiume al mare, cioè cancellazione di Israele. Appunto. Oh. Forse noi qua siamo proprio rimbambiti, ma forte. Comunque abbiamo le linee disponibili per chi vuole intervenire: 02 92 94 7222. Ripeto il numero per gli interventi in diretta con Carlo Cambi: 02 92 94 7222. Oppure WhatsApp, che peraltro sono già arrivati e poi ti giro, anche audio se volete, al 340 6709 659. 340 6709 659. Mi pare di capire che ci siano una telefonata. Pronto? Ciao, sono Nando da Pioltello. Caro Nando, buongiorno, di tutto. Come prima roba vorrei salutare il Carlo, la Silvana De Mari e il Max del Frate. E se quindi va bene noi, Rocky Wiesen, per puntata via il cucuna per l'ombrella. Me l'hai ridotto, del frate no, del Papa. Sì, altro del Papa, frate. Sì. No, ma lo sai perché? Perché io ero amico di un altro giornalista che abitava qua a Pioltello, tesserato la Lega, che si chiamava Max del Frate, quello della Roscone. No, tanto li confondo. Va bene, va bene. Ascolta, volevo dire un'altra cosa a Carlo, che colleghi i due discorsi che avete fatto sull'euro e sul terrorismo. Se ti ricordi, Carlo, prima ancora dell'11 settembre, il primo attacco terroristico islamico contro l'Occidente è stato il dirottamento di un aereo su cui viaggiava un imprenditore svizzero che aveva appunto avuto l'appalto della Banca Centrale Europea per coniare le monete degli euro. Su quel dirottamento non si è mai fatta chiarezza. Tu che ne pensi? Ciao. Grazie Nando. Carlo, prego. È un mistero che risale ormai a quasi 30 anni fa. Io ne penso che lì ci sia stato un tentativo dell'internazionale islamica di fermare la nascita dell'euro e secondo me ci avrebbero pure fatto un piacere. La cosa di cui non si parla mai però, per esempio, è di quali rapporti l'Europa mantenga con l'internazionale islamica, che è uno dei capitoli più oscuri della nostra storia economica e diplomatica, rispetto ai quali forse bisognerebbe fare chiarezza. Vi faccio una domanda: ma per quale motivo i prodotti israeliani da almeno 15 anni non possono essere raccontati al Parlamento europeo? Per quale motivo all'ONU da almeno 30 anni tutte le risoluzioni sono contro Israele? Perché? Per un motivo molto semplice, perché Israele è l'unica zeppa che c'è in quell'area che impedisce al pan-islamismo di diventare totalmente concorrente con l'Europa. Allora, abbiamo un'altra telefonata, poi ci fermiamo un attimo perché voglio girare 2 telefonate e poi i messaggi via WhatsApp. Sentiamo le chiamate, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa.
Prego Pronto? Fabrizio, buongiorno, prego. Buongiorno. Allora, ho sentito le argomentazioni di Orsini, il presidente di Confindustria, e ho notato che finalmente Confindustria, dopo 7-8 anni che hanno preso le decisioni sulle automobili green, si è svegliata e ha capito che è un grave problema per l'industria italiana in generale e per l'economia italiana. Allora mi viene da dire, ma dove erano questi quando al Parlamento europeo si portavano avanti queste strategie suicide per distruggere le aziende automobilistiche europee? Se ne stavano belli zitti perché probabilmente c'era il governo Draghi, c'era il governo la sinistra e non bisognava disturbare, perché la Confindustria ha sempre bisogno di finanziamenti, fateci caso. Loro hanno sempre bisogno del 4.0, del 5.0, di tutti gli sgravi fiscali di questo mondo. E niente, poi un'altra cosa, quando parlano delle professionalità che sono difficili da ricercare, da trovare in Italia, io vorrei ricordarvi che qui ci sono aziende che prendono i ragazzi che hanno finito l'ITIS, che sono dei periti meccanici, e vogliono pagarli per 6 mesi a 600 euro al mese. Allora ditemi voi se questo è il progetto della Confindustria per prendere i ragazzi e farli crescere nelle loro aziende, perché se li diamo paghe da fame, questi qui vanno a fare i pizzaioli, vanno a fare tutt'altro e va a farsi benedire quella che è la loro professionalità. Per finire vi dico una cosa, se c'è un'istituzione in Italia che è gattopardesca, che fa sempre cambiamo tutto perché nulla cambi, per me è la Confindustria, non so cosa ne pensate voi. Ciao. Bene, sentiamo subito anche l'altra telefonata dopo Fabrizio. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Mario dalla mitica Rieti. Saluta. Salve Mario. Allora, no, io torno, scusate, qui ci sono grandi discorsi economici, io non ne sono degno. Allora, torno alle facezie, alle piccolezze italiane. Scusate, Cainarca, lei sa per caso l'età di Paolo Mieli? No, esattamente no. Beh, si trova subito. Sì, è facile da trovare, però è facilissima da trovare, non è difficile. Glielo dico subito. Sì, ma comunque, no, mi tolga questa curiosità, è mia. È nato nel 49, quindi c'ha 76 anni. 76 anni, sì. Sì, insomma, diciamo, ecco, si avvicina agli 80, può darsi che il rincoglionimento, la mancanza, che ne so, di lucidità, siccome sono non mi pare, francamente non mi pare. Mi pare che tutto gli si possa dire tranne che avere mancanza di lucidità. A me sembra un bello sveglio. Comunque, è opinione mia. No, mi è venuto il dubbio dopo una sua affermazione. Siccome Cainarca andiamo al dunque, Mario, andiamo al dunque, perché sennò perdiamo tempo. No, vabbè, un po' di giorni che sono costretto a guardare TV. Ieri dichiarazioni di Paolo Mieli, autorevole, va bene, grande storia, ha detto che la Schlein possiede delle grandi qualità e un grande magnetismo. Io adesso, a guardarla bene, non perché sono un lombrosiano, mi dà tutt'altra idea, proprio, anche se mi inquieta, ma non sapevo che Paolo Mieli scambiasse la Schlein per un mix tra Indira Gandhi, Margaret Thatcher e Golda Meir. Ma come sei riuscito fuori con questo? La Schlein c'è un grande magnetismo? Fate voi. Va bene, Mario, grazie. Non ho capito se c'è un'altra telefonata, presumo di sì, però poi ci fermiamo un attimo perché dicevo dobbiamo dar conto anche dei messaggi. Pronto? Tocca a me, buongiorno signor Cambi. Buongiorno. Allora, due cose velocemente. Per quanto riguarda il discorso dell'Unione Europea, con Trump e con il cambiamento mondiale che sta portando questa Unione Europea, come lei giustamente ha detto, ci sono due possibilità, o uno o l'altro, e sicuramente non succederà, secondo me, e spero vivamente, né uno né l'altro, perché questa Unione Europea deve assolutamente essere disintegrata. I paesi, diciamo, tipo la Germania, eccetera, non faranno mai accordi che magari vanno a penalizzarlo per fare questa famigerata Unione di Stati europei. Quindi questa Unione Europea, come sarà adesso a fine giugno, tratterà Stato per Stato e ognuno giustamente nella propria identità tratterà e farà quello che deve fare, perché non sarà mai unita, grazie a Dio, perché ci sarà sempre qualcuno che vorrà essere più realista del re e assoggettare gli altri. Un'altra cosa, chiudo,
avete sottolineato che giustamente questa non è una radio Novax, ecco, però avevate una buonissima e avete ancora una buona occasione per essere diversi da tante altre ipocriti che portano avanti il discorso dei vaccini, questi sieri che hanno fatto per il Covid, che sappiamo per l'influenza, che sappiamo tutti essere dannosi e lo dicono anche tantissime riviste scientifiche. Poi se la gente, ecco, voi potevate dissociarvi da quello che dicono gli altri, poi se la gente chiaramente vuole farsi 1, 2, 3, 4, 10 dosi, è padrone di fare quello che vuole sul proprio corpo. Io no, io non mi faccio dire dagli altri quello che devo fare sul mio di corpo, quindi fate quello che volete, io resto orgogliosamente una contro questi sieri sperimentali. Grazie a lei. C'è ancora una chiamata, mi dicono, però poi ci dobbiamo fermare veramente perché sennò qua a furia di telefonate fiume arriviamo a mezzogiorno. Buongiorno, pronto, chi parla? Buongiorno Catale Milano, volevo semplicemente dire in aggiunta che Confindustria non ha fatto altro da quinquenni a sostituire l'Agnelli, quello che socializzava debiti e intascava profitti. Questa era la formula praticamente, ok? Volevo sottolineare solo questo. Grazie. Bene, grazie a lei. Carlo, poi abbiamo la pausa con il nostro mitico Acerbis. Allora, Confindustria se non avesse al suo interno le major a partecipazione statale, Eni, Enel, Finmeccanica, Leonardo, sarebbe già fallita. Perché non rappresenta più l'industria italiana, perlomeno non rappresenta più la media industria, che è quella più importante. È un organismo sindacale politico, fiancheggiatore dei governi e ovviamente obbedisce è un po' come i carabinieri, fedeli nei secoli a chi comanda, ma i carabinieri hanno un dovere istituzionale, la Confindustria avrebbe un dovere sindacale che non porta avanti da tempo. Per esempio, non mi risulta che la Confindustria si stia mobilitando per far fallire i referendum, eppure è faccenda che la riguarda direttamente, visto che si parla in 4 quesiti su 5 del lavoro. Però quindi su Confindustria non vorrei dire oltre. Sì. Paolo Mieri, fashion Lash Line, non lo so se alla Lash Line si attagli la battuta che fece Berlusconi sulla Bindi, però insomma lascerei perdere. Mi interessa invece parlare dei vaccini. Ora Allora, tra poco però, perché alle 10:30 scatta il momento Acerbis. Tu non mi puoi togliere... Altro che vaccini, la bava di lumaca di Acerbis. Allora, adesso sani. Tutti a ciucciare le lumache. Ci sentiamo tra poco. Le lumache. Sembra una battuta di Bersani, invece di macchiare i giaguari, ciucciare le lumache che stanno sui tetti, come si sa. Vai. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche e cari amici, cari tutti di Radio Libertà da Alberto Acerbis. E stiamo parlando del nostro integratore, l'ACUC2 straordinario, quello che combatte i dolori articolari, artrosici in maniera naturale. Quindi vi ricordo, se volete prenotarlo, chiamate 030 68 40 408. Ma io questa mattina volevo parlarvi anche di un'altra cosa che ritengo molto importante. E che cos'è? È il nostro Gastro Free. È l'altra parte della nostra linea di integratori. Gastro Free è per coloro che soffrono di iperacidità. Vi è mai capitato di mangiare una foglia di insalata e sentirvi come un pallone e dici ma com'è possibile? E non ho mangiato niente, sono gonfio, ho sempre il rutto continuo, i mini rutti, non quello la Fantozzi, il ruttone, i mini rutti, e poi no, quello non lo mangio perché non lo digerisco, questo qua mi appesantisce. Allora, ascoltatevi, voi dovete provare il nostro Gastro Free, la soluzione alla bava di lumaca. Adesso non è che uno ciuccia le lumache, chiaro, ma viene estratto il muco polisaccaride. Chi ha avuto come me la grande fortuna di avere i nonni in casa avrà sentito parlare che si mangiavano tanti anni fa le lumache per combattere le ulcere. È una soluzione straordinaria, non ha controindicazioni.
vi sistema. Allora, il prezzo è questo: 3 flaconi di Gastro Free, 59 euro. A casa vostra non pagate il trasporto. Scadenza, adesso vado un po' raso, un paio d'anni. Provate la natura, Gastro Free, ne sentirete parlare. L'originale ce l'ha Alberto Acerbis, che sono io. 030 68 40 408. Ulcere, avete bisogno di digerire bene, iperacidità, bruciore di stomaco, reflusso, Gastro Free, 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, quando ascolto Acerbis a me mi esplode la gioia nel cuore, quasi come quando parlo con Carlo Cambi, che per fortuna è rimasto qui senza ciucciare troppe lumache. Andiamo al dunque. Sono il tuo Gastro Free, sono il tuo Gastro Free. Tu sei esattamente il mio Gastro Free, ma non solo il mio, perché vedo dalle reazioni di molte ascoltatrici e molti ascoltatori. Allora, Carlo, stavi dicendo prima sui vaccini, vuoi dire qualcosa? Voglio dire sui vaccini, perché non mi interessa tanto il ragionamento sui vaccini in sé. Se prendete Panorama, che è in edicola da oggi, trovate un mio pezzo sulla psicogiustizia, che nasce da un saggio fatto da un avvocato, Filippo Teglia, sul TSO. Allora, il tema non è vaccini sì, vaccini no. Il tema è coazione sì, coazione no. Fin dove è possibile costringere una popolazione a un trattamento sanitario coatto e fin dove è possibile incidere sui diritti costituzionalmente rilevanti senza con avere un DPCM famoso ormai, senza avere con un atto amministrativo, detto in soldoni, senza avere dato alla popolazione tutti gli strumenti di informazione necessari. Vi ricordo che noi siamo stati vaccinati, io sono andato a vaccinarmi, contento di vaccinarmi, sulla presunzione che io avessi dato un consenso informato. Ora la domanda è: per quale motivo, se io vado all'ospedale e il chirurgo che mi fa l'appendicite non mi racconta per filo e per segno qual è l'iter dell'intervento chirurgico a cui vengo sottoposto, io, dopo aver subito l'intervento, posso, con alta probabilità di ottenere ragione, rivolgermi a un tribunale per dire che il consenso che mi è stato richiesto non era sufficientemente informato, mentre a fronte dei vaccini mi è stata data un'informazione del tutto sommaria e io non posso avere ristoro di danno dal consenso non informato. E poi faccio un'altra domanda: per quale motivo? Se io mi rifiuto di dire alle forze dell'ordine le mie generalità, che peraltro sono attingibili ovunque, posso essere sottoposto a provvedimento giudiziario e la Presidente della Commissione europea può nascondere una corrispondenza istituzionale e rimane al suo posto. Sì, infatti. Quindi il tema non è, e lo dico anche al nostro direttore Sallusti, vaccini sì o vaccini no. Il tema è rispetto o non rispetto del diritto. Punto. Carlo, ti giro qualche messaggio. Un'ascoltatrice ci ha scritto... Pezzo sulla psicogiustizia, perché è fondamentale per capire questo meccanismo. La psicogiustizia poi è una questione che si applica non solo al discorso sanitario, no? Ovviamente. No, anzi, cioè lì si parte dal TSO per dire: se sì. io ammetto che 3 poteri dello Stato, cioè 3 articolazioni dello Stato, cioè il servizio sanitario che mi piglia in carico e dice che sto matto, il sindaco, potere amministrativo e di governo, che dice sì, quello è matto, e il giudice, cioè che conferma il trattamento sanitario obbligatorio, senza che io venga visitato, sottoposto a un colloquio, può limitare la mia libertà al punto di impormi un trattamento terapeutico,
E allora gli articoli, i primi 21 articoli della Costituzione, che fine fanno? Certo. Questo è il tema. Il tema è quello, punto. Del resto, per le grosse strutture, non so come la vedi tu, però in filigrana la vicenda Covid ci ha detto questo, che la psicogiustizia è applicabilissima. Certo, ma è applicabile alla sanità, è applicabile Ma certo. teoricamente in questo modo. Io posso ritenere Alla prossima emergenza, diciamo, alla prossima emergenza che comporti un presunto o vero interesse superiore, tu applichi lo stesso schema. Punto. Parti da subito. E la domanda è: ma perché mi rompi le balle con la democrazia? Si sta così. Allora, ti dicevo i messaggi che te li giro velocissimamente. Scrive un'ascoltatrice: l'Unione Europea sarà anche una finzione, a me sembra una gabbia mortifera per i popoli europei che ci sono finiti dentro. Dario, giusto il discorso di Cambi sull'eventuale confederazione europea. Il problema è che oltre alle divisioni interne l'Europa deve fare i conti con la pesante influenza degli Stati Uniti. E ancora, questa qua è fenomenale. Perché non bombardiamo Sicilia e Calabria, visto che sono piene di malavitosi e la popolazione li difende? Come a Gaza. È tale quale, no? Proprio lo capisce chiunque che la situazione è identica. Comunque, con tutto quello che sta facendo Israele a Gaza, scrive Francesco, tutti i bambini che ora hanno 7-8 anni, con chi crede che andranno a combattere dopo che i sionisti, attenzione, scrive Francesco, gli hanno ucciso genitori e affamato fratelli? Lei sa quanti di quei genitori e fratelli Hamas ha fatto fuori per affermare il suo potere? Le voglio ricordare che Israele è uscito dalla stizza di Gaza nel 2005. Esatto. Ha fatto un ottimo uso della libertà. Comunque, Gianni da Genova invece scrive: concordo pienamente con quanto detto da Carlo sulla situazione Gaza, Israele e non solo. Un abbraccio forte che ricambiamo a Gianni. Gianni da Roma: ogni tanto nel mondo certe deleterie situazioni incancreniscono talmente tanto che solo una catastrofica guerra riesce a bloccare tutto facendo tabula rasa e dando la possibilità di ripartire su altre basi. Temo che siamo in una di quelle situazioni che solo una guerra modificherà. Spero di sbagliarmi. Lei che ne pensa, Cambi? Scrive Gianni. Guardi, a me la parola guerra mi sta proprio sulle balle. Come? Ivan da Brescia, buongiorno. Se dopo 25 anni di Europa siamo tutti più poveri, con stipendi da 1.000 euro, non credo che i politici europei abbiano sbagliato, ma era quello che volevano. Se la gente non si sveglia sarà sempre peggio. Telegrafico commento, Carlo. Non è che è andata così per tutti, No, infatti. Mario, da quando stiamo usando macchine elettriche vietando la circolazione a certe auto, insomma, per il momento no, comunque non permettiamo più che si accenda una stufa a legna, di quanto è diminuito l'inquinamento? Di sicuro abbiamo perso posti di lavoro e compriamo petrolio in più. Erminio, forse sono ripetitivo, ma visto e considerato che quando si parla di Ucraina si definisce tassativamente che la Russia ha invaso l'Ucraina si deve difendere, io sinceramente non ho ancora sentito o capito perché la Russia ha invaso l'Ucraina. Scrive Erminio. Rosa da Crema, AstraZeneca, paralisi facciale. È molto sintetico questo messaggio. Io ho fatto su una storia di una signora di Macerata che gli viene via la pelle a pezzi. Lasciamo perdere. Le reazioni avverse sono stradocumentate. Il tema non è soltanto le reazioni avverse, è che non c'è risarcimento per le reazioni avverse e non c'è assunzione di responsabilità da parte di chi le ha provocate. Questo è il tema. Il tema non è che esistono, certo che esistono su tutti i farmaci le reazioni avverse, ma si sa che quando un farmaco ti dà una reazione avversa, se hai un danno viene risarcito. Questo vale per tutto tranne che per i vaccini, non si capisce perché. Allora Carlina, chiedere comunque di firmare consenso informato agli ultra cinquantenni obbligati alla vaccinazione anti-Covid è un paradosso, o no? Anzi direi una vergogna. Luciana da Muggiò. Un consenso informato non sarebbe una vergogna, è anzi una misura di commendevole cautela. Il problema è che quel consenso non è informato manco per niente. Luciana da Muggiò, senti questa. Ricordo che 50 anni fa avevo un collega con un'ulcera allo stomaco. Ogni primavera ingoiava una lumaca viva qui a Cerbis Gode perché rilasciava una bava che cicatrizzava l'ulcera e bastava una volta all'anno. Forse un fondamento c'era, ride. Scrive Luciana da Muggiò. Grazie Luciana. Mentre ci scrive Giovanni da Bergamo, la Gran Bretagna ha pagato l'euro exit o l'ha fatta franca, Carlo?
Ma sì, l'ha pagata, ma non è che dovesse pagare poi multo, perché la Gran Bretagna non è mai entrata nell'euro, si è sempre tenuta stretta la sua sterlina, che peraltro viaggia a gonfie vele, quindi doveva semplicemente restituire alcuni contributi che aveva ricevuto in più, ma parliamo di una trentina di miliardi neanche. Ottime le parole di Cambi su Gaza, molto chiare, scrive Gino, e con questo abbiamo esaurito per il momento i messaggi al 340-6709-659. Riapriamo le linee telefoniche, ma essendo già le 10:42 io un commentino tuo, Carlo, sulle elezioni amministrative, per quello che possano valere e incidere queste elezioni, io lo vorrei. Come la vedi? Come è andata? Chi ha vinto? Chi ha vinto? Chi ha perso? Chi ha vinto? Su queste menate qua solite che si fanno sempre. Mi pare evidente, ma soprattutto ha perso la presunzione del centrodestra, che è convinto di avere a livello territoriale una classe dirigente efficiente, c'ha invece spesso e volentieri una manica di ignavi, di competenti. Faccio osservare questa cosa qua. Fratelli d'Italia è un partito che aveva il 5%, anzi neanche, che è cresciuto in maniera tumultuosa, che ha più voti che classe dirigente. La Lega, che è un partito strutturato territorialmente, ha però abdicato alla funzione di selezione della classe dirigente attraverso congressi, e quindi si ritrova oggi sostanzialmente dei capibastone locali che spesso e volentieri non interpretano il bisogno delle popolazioni. Aggiungo ulteriormente che ci sono due dati che sono usciti di recente, ma che tutti conoscevano, e cioè il dato che ha dato Brambilla di itinerari previdenziali, è che il 17% degli italiani versa il 90% delle tasse, e il dato dato dal Censis che il 65% del ceto medio si sente impoverito, non rappresentato, e che soprattutto spinge i figli ad andare via dall'Italia. Ora, se la Lega e Fratelli d'Italia continuano a preoccuparsi degli ISEE bassi, non fanno la riforma fiscale, non parlano con gli artigiani, non parlano con la piccola e media impresa, non si occupano dei produttori di ricchezza, ma gestiscono i territori puntando semplicemente sull'effetto annuncio di progetti di efficienza amministrativa, eccetera, eccetera, perderanno regolarmente le elezioni. Perché bisogna avere ceti sociali di riferimento in politica, rappresentarne gli interessi, facendo sì che quell'interesse di quei ceti rappresentati diventi beneficio per la collettività, per il bene comune. Ma per fare questo occorrono dei dibattiti, delle articolazioni e delle selezioni a livello territoriale, profondamente incidenti sulle strutture dei partiti. Se non fai il risultato è quello che hai portato a casa 3 giorni fa. Ecco Carlo, a proposito di territorio, a me è una questione che mi intriga molto da sempre, no? E sarà anche il frutto del fatto che comunque sono nato professionalmente con la vecchia Radio Padania Libera, no? Quindi nel 1997, che è un'epoca archeologica praticamente, però stavo ragionando proprio l'altro giorno, e lunedì prossimo ci sarà una puntata di Autodafè su questo. Tu te lo ricordi il libro Luigini contro Contadini di Gabriele Casati, con la prefazione del professor Giulio Sappelli? Era il 2011, no? 3 giovani che venivano dal PC e che scrivevano sul Riformista avevano capito che la questione territoriale, il nord, era una questione chiave, no? Quella era la questione agitata dalla Lega storicamente, da Bossi, eccetera. Però quello che mi è rimasto in succo di tutto quel periodo storico, professionale anche e politico, è l'attenzione appunto ai territori. Anche una parte intelligente della sinistra l'aveva capita, era il Riformista di Antonio Polito, e questi 3 erano 3 ragazzi milanesi, 2 dei quali sono comunque hanno continuato a fare i giornalisti, uno assolutamente no, ma venivano tutti dal PC sostanzialmente, quando c'era ancora il PC, erano giovanissimi quando c'era ancora il PC, ma riflettevano sul peso dei territori, sull'importanza, diciamo, di certe istanze che nascevano dal basso, dalla realtà produttiva, dal lavoro, dai lavoratori, i contadini, no? I Luigini sono i profittatori, sono i burocrati,
sono quelli che sono ammanicati al potere centrale, i mafiosi e via dicendo. I contadini sono quelli che producono, quelli che tengono vivo l'economia reale, il territorio, eccetera. Questa questione a me sembra, non so me la vedi tu Carlo, ancora irrisolta. L'altro giorno ci trovavamo proprio su questo punto e si diceva questo: dopo 14 anni, insomma, l'enfasi è diminuita notevolissimamente perché di queste questioni si parla molto meno, ma il problema reale c'è ancora. Il problema te lo giro così in forma di domanda, Carlo, secondo te chi sarà in grado di rappresentare i territori? Perché le esigenze dei territori non è che muoiono perché tu decidi di non parlarne più, perché sono esigenze reali, concrete, no? Marxianamente mi verrebbe da dire, tu devi guardare la struttura prima della sovrastruttura. E allora chi è in grado, diciamo, di rappresentare le istanze territoriali prospetticamente, no? Se guardiamo da qui alle prossime, che ne so, te ne dico due, elezioni regionali in Lombardia e Veneto, che sono i due motori eccezionali insieme all'Emilia Romagna e in parte al Piemonte dell'Italia. Perché quel libro là poi percorreva un grosso tema, quello della secessione vista da sinistra, no? E diceva, guardate che se qui non facciamo qualcosa, l'esito è la secessione. Poi è andata completamente in maniera diversa, però la sostanza c'è ancora tutta. L'Italia è ancora mantenuta da 4 regioni sostanzialmente. I dati di Luca Ricolfi non sono invecchiati, sono sempre lì anno dopo anno. E allora come la risolviamo sta roba? Chi incarnerà, diciamo, le esigenze dei territori? Intanto però abbiamo 2 telefonate, io rimango con questa domanda sospesa. So che questo tema appassiona e interessa anche te, no Carlo? Sopra. Allora, sentiamo le 2 telefonate e poi ti prego di rispondere a questa domanda. Dal tuo punto di vista mi interessa moltissimo, proprio come cittadino anche, prima di tutto, come riflessione politica. È il Movimento 5 Stelle. Allora, sentiamo le 2 telefonate. Pronto? Pronto? Sono io? Sì, prego, buongiorno. Sono Lucia da Pogliano. Ciao Giulio, grazie. Buongiorno Giulio. Lucia. Allora, chi incarnerà, chi dovrà fare le cose, sarà la Meloni, no? Lei ci ha promesso l'autonomia, ma non se ne parla più, perché mi sa che i fratelli vogliono solo occupare i posti, i fratelli d'Italia vogliono occupare i posti, ma di fare certe riforme non ne vogliono sapere. Riforme che voleva la Lega, che vuole la Lega da tanto tempo, però voglio rispondere a Campi. Siccome non abbiamo i voti, non possiamo neanche farli. Di uomini ne avevamo tanti noi della Lega, ne abbiamo tanti, Borghi, Bagnai, Giorgetti, Garavaglia, Cagnari, ne abbiamo un sacco di gente che faceva i sindaci, che erano bravissimi per il territorio, però siccome abbiamo tutti contro, soprattutto il Deep State, soprattutto i giornalai tutti che hanno portato alla Meloni alle stelle, che faceva tutto lei, così i coglioni gli hanno dato i voti tutti, oppure non vanno a votare perché Salvini è brutto cattivo, questo dice, cioè quello che dice il mainstream. Certo che è brutto e cattivo Salvini, perché prendeva un forbicione lungo 1 metro e tagliava tutti gli sprechi e via dicendo. Ecco perché siamo finiti così. Mi spiace, caro. Allora, la Lega gli uomini li ha e li aveva. Grazie, ditemi se sbaglio. Grazie a te. L'altra chiamata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Giampaolo Panascone della provincia di Como. Prego. Buongiorno. Salve, senta, Salvini ha appena tagliato di 3 milioni e mezzo i finanziamenti della provincia di Como per i trasporti, lo sanno tutti a Como perché è uscito sulla provincia di Como, e ha tagliato anche le province lombarde. Io ero nella Lega nel 2005 ai tempi di Bossi. Si è passati a parlare di secessione per 10 anni, poi di federalismo per altri 10 anni, poi di devoluzione per altri 10 anni e adesso di autonomia. Comunque il residuo fiscale del nord, a proposito di territorio, è sempre 56 miliardi che vanno al sud. Adesso va bene criticare l'Europa, però criticate un po' i finanziamenti a pioggia del sud che non sta in piedi grazie al nord. Grazie, buongiorno. Allora, io non sono assolutamente nulla sui tagli alla provincia di Como, non credo che Salvini abbia il potere di tagliare chissà cosa, però non lo so. Quindi ti lascio però la parola sulle questioni sostanziali, Carlo. Ma insomma, sulla Lega la signora esprime una sua opinione, probabilmente c'ha ragione, non lo so, io vivo un'altra Lega e quindi vedo altre cose, anche perché dell'elenco di quei signori di cui ha parlato lei si sono in larga misura perse le tracce. Cioè degli uomini della Lega citati dall'ascoltatrice, tu dici?
nel senso che non appaiono, non vengono mostrati, le loro idee sono spesso e No, volentieri. stavo vedendo adesso invece, così facendo una googlata veloce, che la provincia di Como, altri quotidiani stanno mettendola in questi termini: tagliato il 70% dei fondi strade per finanziare il ponte di Messina, che mi sembra una roba un po' di polemica facile, però non lo so, non la conosco l'argomento. Ho fatto una googlata veloce e quindi superficialissima. La provincia di Como non la so, e quindi non posso rispondere di delle stupidaggini. Anch'io. Non mi piace continuare a parlare del sud che si approfitta del nord. Non è così. Allora, facciamo un ragionamento. Ve l'ho detto prima. Il reddito pro capite dello stato di Washington DC, dello stato che non è neanche uno stato, del dipartimento di Washington DC, è circa $240.000 l'anno. Il reddito pro capite della Pennsylvania, che comunque è superiore a quello della Germania, è circa $51.000 l'anno. Quindi Washington DC vale 5 volte la Pennsylvania. Ma a nessuno di Washington DC verrebbe in mente di dire che la Pennsylvania è una palla al piede. Perché il problema non è rimproverare al sud che è improduttivo, è domandarsi per quale motivo l'Italia non è stata in grado di correggere le distorsioni di sviluppo. E quando la Lega di Salvini passa da partito del nord a partito a vocazione nazionale, la questione meridionale se la pone in maniera tanto urgente quanto quella settentrionale. Il problema qual è? È che oggi il distacco delle politiche, della politica centrale rispetto alle esigenze territoriali è totale. Noi si è ritenuto che con i finanziamenti a pioggia del PNRR si potesse risolvere la questione del come assicurare sviluppo e programmazione nei territori, e questo non è successo. È da lì che bisognerebbe ripartire per domandarsi come formare classi dirigenti e il discorso che mi facevi prima tu, Giulio, sì. Si può tranquillamente trasferire al mezzogiorno. Il tema rimane sempre quello. Esatto. Il tema è come le classi dirigenti dei territori interpretano i fattori di sviluppo dei territori medesimi e come questi territori riescono a generare della ricchezza secondo le proprie vocazionalità. Dirò una bestialità, ma mi piacerebbe tanto poter parlare una volta con Salvini e vedi, sai che c'è un economista di sinistra che la sinistra ha completamente dimenticato, che a noi farebbe tanto comodo, si chiama Giacomo Beccattini ed è il teorico dei distretti industriali. Lui ha scritto un libro, secondo me fondamentale, tra l'altro fra 2 anni sarà il centenario, ha scritto un libro fondamentale che si chiama La coscienza dei luoghi, in cui oppone l'idea che in Italia le produzioni si fanno non per esigenze produttive, ma perché nascono dalle vocazioni dei territori le abilità che servono a farli. E dice una cosa meravigliosa Beccattini, che fra l'altro di straordinaria attualità, e cioè che questo modo di produrre, e cioè di concepire la traduzione in prodotto dei valori territoriali, e per valori territoriali intendiamo anche le posture antropologiche, le tradizioni, le abilità consolidate, eccetera, 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 è l'unica risposta possibile all'omologazione della globalizzazione. Allora, in un momento in cui la globalizzazione va per aria, o perlomeno non sta messa tanto bene, viste le manovre di Trump, ma non solo le manovre di Trump, un paese come questo, che è ricchissimo di articolazioni locali, che è ricchissimo di produzioni peculiari locali, che è ricchissimo di abilità consolidate, dovrebbe esaltarle al massimo livello possibile e fare sì che i territori vengano governati secondo queste vocazionalità,
dando alle classi dirigenti politiche l'opportunità le opportunità e la capacità di interpretarle al meglio. E questo vale dalla Val Brembana alla Valle del Belice. Ovviamente poi bisogna che lo Stato si faccia carico di mettere a terra queste ricchezze, ordinandole secondo delle gerarchie di valore e dando ovviamente a chi meglio produce le migliori opportunità. Faccio notare soltanto una cosa, e così vi do una risposta in termini meridionali. Il nostro agroalimentare, che è raccontato da tutti come un'eccellenza assoluta, e in effetti lo è, perché se ci pensate bene fa oltre 80 miliardi di esportazione diretta, ha un volume di fatturato che è intorno ai 360 miliardi, ma se poi ci mettiamo Monte e Valle si arriva quasi a 600 miliardi, è composto da una marea di imprese anche medio-piccole, in totale sono più o meno 6.500. Sapete che il 65% di queste 6.500 imprese sta da Roma in giù? Quindi non è vero che il Meridione non è in grado di dare un apporto economico positivo al paese e di avere delle sue produzioni. Il problema qual è? È che se tu non fai il ponte di Messina e quello fai i pomodori secchi a Palermo e li devi portare al mercato a Monaco di Baviera, non avendo il ponte di Messina ci mette 4 giorni e ha dei costi di trasporto che mandano quasi fuori mercato il suo prodotto. Il problema è che noi abbiamo un paese invecchiato infrastrutturalmente, invecchiato dal punto di vista della struttura del credito, perché il credito, siccome Prodi voleva i noccioli duri, è stato dimenticato il credito locale. Il problema è che non avendo noi una cinghia di trasmissione tra formazione professionale, cioè scuola, e esigenze dei settori produttivi, facciamo fatica ad aumentare gli stipendi. C'era prima un ascoltatore che parlava di questi ragazzi a 600 euro al mese, ed è uno scandalo, e si cercano occupazioni alternative. Ecco, non aver costruito queste filiere di valore è quello che ci condanna, ma un partito come la Lega, pertanto per stare sulla Lega, che ha fatto della territorialità il suo marchio di fabbrica e giustamente ha capito che lì c'era bisogno di dare interpretazione e sistematica programmazione alle istanze locali, dovrebbe rinterrogarsi su questo, perché non è che ciò che va bene come modello per la Val Brembana va bene anche per la Valle del Belice. Ogni territorio va interpretato secondo le proprie esigenze e le proprie capacità, ma nella multiformità della società italiana, della geografia italiana, delle capacità italiane sta un serbatoio di ricchezza da opporre alla globalizzazione di straordinario valore. Se però non ci pieghiamo mai a domandarci come interpretarlo e quali sono i bisogni per far sì che questa roba diventi valore, è chiaro che poi si fa fatica. Carlo, sono le 11. Ho risposto? Sì, benissimo, secondo me. Però il tema è ricco, è bello. Chiudiamo, ma con una notizia velocissima, vista la prima pagina dell'asta di questo momento. Zelensky ha detto: facciamo un incontro a 3, io, Putin e Trump. Il triangolo no, non l'avevo contattato. Va bene, grazie a Carlo Cambi. No, però quella è la strada, me l'ha spiegato benissimo in un'intervista che ho fatto lunedì. Qui il tema è: la pace in Ucraina si fa se Trump fa la pace con Zelensky, poi Trump fa la pace con Putin e alla fine Putin e Zelensky, per il tramite di Trump, fanno la pace fra di loro. Questo è il percorso. Il triangolo sì. Quindi grazie a Carlo Cambi e a tutti coloro che ci hanno seguito, commentato, intervenuto, eccetera, eccetera. Che sintassi orrenda. Comunque chiudiamo così. Grazie Carlo. Buon pomeriggio. Buona libertà a tutti.